15ª festa regionale della Polizia Locale, una giornata per celebrare il grande lavoro degli agenti e far conoscere, soprattutto ai ragazzi delle scuole, la molteplicità degli ambiti di azione. In Piazza Indipendenza, dopo il corteo iniziale, dimostrazione di nuovi equipaggiamenti in dotazione, droni, l'ufficio mobile, il nucleo a cavallo e quello cinofilo. È stata una giornata emozionante, il fatto che la polizia locale ormai sia sempre più assimilabile alle altre forze dell'ordine, che operi assieme alle altre forze dell'ordine in tutti i contesti, in tutte le varie competenze, è un dato di fatto per gli addetti ai lavori, ma ancora non è ben compreso da tutta la cittadinanza. E l'occasione di oggi, della festa regionale della polizia locale, è anche quella di confrontarsi con la cittadinanza e soprattutto con gli studenti delle nostre scuole per far capire effettivamente che c'è una garanzia di sicurezza in più nel nostro territorio, che è una grandissima professionalità. Al Teatro Pasolini il momento conclusivo del conferimento di encomi al personale di polizia locale che si è particolarmente distinto nell'ambito del servizio alle comunità. Operazioni a contrasto dello spaccio, del contrabbando, della violenza sessuale, gestione di risse e disordini, addirittura interventi che hanno evitato gesti estremi, fino al rintraccio di passer e tratte di migranti. La polizia locale è sempre più indispensabile nella vita delle comunità. Ecco perché la Regione ha pensato a una nuova tipologia di concorso. Entro la fine dell'anno vogliamo bandire il concorso unico regionale, che è un modo per dare la possibilità ai nostri comuni di poter attingere personale in più. In sostanza non sarà più il singolo comune che organizza il concorso, ma sarà la Regione Friuli Venezia Giulia che organizza un concorso per gli agenti di tutta la regione. Penso e riteniamo che potrà dare una risposta anche ai nostri comuni, che anche loro ovviamente hanno compreso quale sia l'importanza di garantire ai cittadini un presidio di sicurezza sul territorio e chiedono quindi di poter implementare i numeri, pur non riuscendoci in questo momento, perché lo strumento del concorso fatto dal piccolo comune ormai purtroppo risulta assolutamente inefficace.